Gentili ascoltatori, ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Dunque parleremo del triste caso del bombardamento dell'ospedale pediatrico Save the Children in Siria. Abbiamo chiesto l'opinione a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Ma io credo che l'uomo qui sulla Terra ormai abbiamo toccato il fondo. Purtroppo in questo momento la politica mondiale è interessata soprattutto alla guerra e io non faccio distinzione Occidente, Oriente. Per la verità la pressione a questa guerra la vedo soprattutto per quanto riguarda le potenze occidentali, dagli Stati Uniti all'Europa, ma non è una questione politica. Bombardare è il male assoluto. E bombardare gli ospedali dove ci sono bambini e ammalati è veramente essere diabolici. Io non lo so come possiamo uscire da questa situazione nella quale ci siamo letteralmente infognati il mondo intero. Prego, io sono credente, ma credo che tutti si debbano riunire intorno a un tavolo alle Nazioni Unite e preparare un piano di pace e giustizia. È una grande utopia la mia, ma è solo l'unica soluzione, altrimenti ci sarà la catastrofe, l'autodistruzione e allora dobbiamo solo pregare Dio che ci salvi e ci perdoni.